Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Buongiorno e ben ritrovati, nuova puntata di Buongiorno 131, giovedì 2 ottobre, ultima puntata della settimana. Un saluto ovviamente agli utenti che si stanno collegando, a chi ci sentirà e anche agli utenti di Spotify e chiaramente al nostro Francesco. Buongiorno. Buongiorno. Salutiamo anche Daniele, ben trovato. Buongiorno a tutti dai Castelli Romani, notizie su Gaetano, vedremo nel caso Cavoti, adesso risponderemo. Buongiorno Federico, il nostro abbonato. Buongiorno Faccio, buongiorno a tutti e buon fine settimana. Buon fine settimana a tutti. Buongiorno Nenè, buongiorno Rita, buongiorno a tutti. Chi è la bravissima cantante della sigla? Ah, della direttore, io ignoro. Un'amica di Luca Di Leonardo. Buongiorno a tutti e buon fine settimana. Ciao Manuel, ben trovati. E insomma, ci siamo. Oggi è giovedì, ultima puntata di Buongiorno 131, settimanale che ci porterà alla partita di domenica nella sfida contro l'Udinese. Tu come stai, Fra? Tutto bene? Io ho un po' di voce, vabbè, la sentite, scusatemi per la voce, ma l'età avanza inesorabile. Io già sto bene. Abbiamo rischiato che non ci fossi stamattina, ma insomma, sto bene. E qui Perché ho con portato noi. la macchina a far controllare, ma me l'hanno restituita subito dicendo che non c'erano problemi, quindi giusto per Gran evitare cizio. che poi qualcuno possa pensare cose strane. E quindi soldi risparmiati va bene, E siamo tutti siamo contenti. contenti. Siamo contenti in questo periodo, poi soprattutto, insomma, cioè, aiuta sicuramente. Luca Di Leonardo con voce pisacaniana, sì, Bellissimo. ci stiamo Speriamo lavorando. di no, speriamo di no. Sono Francesco. Fantastica quella intervista, clamorosa. Bellissimo. Grande Fabio. Allora, rispondiamo Allora, subito alla prima domanda. Fra, su Gaetano abbiamo visto che si è allenato indifferenziato insieme a Rodriguez a faticamento. Speriamo che rimanga tale, che sia convocabile per la sfida di Udine, Fra. ma non lo so, sinceramente è sicuramente in dubbio per Udine. Vediamo un po' tendenzialmente cosa succederà. Secondo me, vista anche la situazione di Belotti e quant'altro, il Cagliari sarà molto prudente, non va a rischiare. non ce lo vedo Pisacane che va a rischiare a convocare a tutti i costi Gaetano, e poi magari col rischio di aggravare un problema che magari era risolvibile in insomma, un po' di tempo. Quindi insomma, tendenzialmente direi vedremo tra oggi e domani, ma se Gaetano non venisse convocato, ecco, io non mi stupirei, considerato anche il fatto che c'è la sosta poi dopo proprietà con l'Udinese, quindi appunto anche in una chiave di prevenzione, sai, lo tieni fermo per qualche giorno, che poi C'è anche fermo, la lo sosta. tieni non è proprio fermo perché lo tieni impersonalizzato, insomma, è così. Allora, c'è una Cavoti è domanda. sicuramente, se non c'è ok. Gaetano,
Sicuramente le possibilità di vederlo in campo aumentano, non credo comunque dall'inizio, però Allora, c'è una domanda tecnica di Marco. Mi sono informato, Marco, e YouTube fa scaricare 2 giorni dopo. Non chiedermi il motivo, ma questo è un limite di YouTube. Quindi dovrei aspettare, cioè ti scarichi quella di 2 giorni prima. Vabbè, domenica comunque saranno tutte disponibili, quindi non penso che ci siano problemi. Salutiamo Matteo, ciao Matteo Tidi, grandissimo. Prima o poi verrà in Buongiorno 131, Matteo. bisogna capire se la mattina è libero Ci vuol venire a trovare. dai suoi impegni con la Rai, ma insomma, se no lo portiamo alla Cagliari Social Arena, a cui ha già partecipato Esatto. anche in passato, quindi. Quindi invito Di quanto è ufficiale, sovrappeso Matteo. Chilizzoi, possibile che sia ulteriormente ingrassato nelle ultime settimane in cui è arrivata a Cagliari? No, ingrassato ulteriormente, no, mi sento di escluderlo al 100%. Non saprei fare un calcolo, sinceramente, però su quanto effettivamente possa essere sovrappeso il buon Chilizzoi, però ecco, se lo vedete, insomma, è lui, questo al centro, Si si vede che è che un è bello po'. massiccio, insomma, ecco. Diciamo Cioè, se che non lo vorresti confronti a incontrarlo in Mina, strada. ecco, diciamo che. No, è uno con cui fare, insomma, te lo porti dietro nelle sagre, queste cose qui, quindi qualunque cosa succeda, sei Sei a al posto. sicuro. Sei Sei al scortato. sicuro. Sì. Allora, Bilancizio dà una sua idea di formazione. Caprile, Zepedro, Mina, Luperto, Obert, palestra dopo Prati, Felici, Folorunso ed Esposito. Io sai che ho un piccolo dubbio Vai. sulla difesa 3/5. Perché penso che anche l'Udinese, lo chiediamo a breve ad Alessandro, anche l'Udinese ha alternato difesa 3 difesa 4, però ho la sensazione che venga riproposta la difesa 3. Magari mi sbaglio, attenzione, non so niente. Tu, Fra, cosa pensi? Allora, io penso che con una squadra che gioca se dovesse giocare 3-5-1-1 l'Udinese o 3-5-2 con Zaniolo e Davis, avere 3 difensori centrali, mi sembra un po' uno spreco, sinceramente. E quindi io andrei a 4. Tanto poi alla fine sappiamo che, insomma, un po' come gioca anche Pisacane, anche contro, insomma, abbiamo visto giocare a Lecce in un certo modo, contro il Parma in un altro certo modo, per cui io credo che il Cagliari giocherà a 4 e la difesa a 5 la vedremo solo con le grandi. Io ho questa impressione, questa sensazione. Quindi 4, che poi alla fine tu mi dirai con Zepedro terzino puoi effettivamente giocare Vabbè, i moduli lo compiutamente a sappiamo. 3. Fra il campetto ormai è, diciamo, giusto per comodità, ma sappiamo ormai come Sì, funziona. Quindi... sì. Però vedi, io ancora non mi sono concentrato su quella che potrebbe essere la formazione. Però io penso un 4-3-3 ancora di nuovo. E quindi a quel punto dici palestra in alto? E o palestra in alto oppure Felici titolare. Insomma, diciamo che alternative ce ne sono. Bisogna capire poi qual è la condizione. Sì, allora, dipenderà tutto appunto da come vuole giocare a sinistra, perché secondo me, come sempre, mentre a destra, anche con l'infortunio di Zappa, le scelte sono abbastanza obbligate. Se a sinistra giochi con Obert, allora magari ti puoi anche permettere di sbilanciarti di più mettendo la catena Obert, Floruncio, Felici, tutto a sinistra, e a destra palestra, a dopo Esposito e Belotti centravanti, oppure potresti anche giocare Borrelli. Scusami, non Belotti, Borrelli ovviamente. Potresti giocare oppure senza Borrelli titolare, con Esposito centravanti, con Felici magari palestra
supporto. avanzato, e a quel punto puoi mettere Zé Pedro terzino e permetterti a sinistra magari anche un Idrissi, per dire, anche se io dubito che vedremo, soprattutto in questo momento, in questo periodo, una catena di sinistra con Idrissi, Foloruncio e Felici tutti insieme, perché mi sembra un Un pelo po' disequilibrato, un sbilanciata, ecco, attimino. diciamo così, un pelo sbilanciata. E quindi, insomma, ripeto, mi attendo un 4-3-3 barra 4-3-2-1, ecco, questo è. Sul centrocampo Foloruncio, Prati a dopo dovrebbero essere confermati i loro tre, secondo te? Io vedere De Jong fuori ho sempre il dubbio. Prati, Sicuramente. insomma, non credo che ci siano grossi dubbi, soprattutto anche dopo le ammissioni di Esatto. colpa in qualche modo di Pisacane. Esatto. Dopo la ripartita con l'Inter, uno tra dopo a meno che poi non possano giocare tutti e due, e a quel punto non gioca Felici magari, però, capito? A quel punto Insomma, metti a dopo, ci sono tante possibilità, ecco. a dopo Sì. Prati Deiola, Esatto. Foloruncio Foloruncio più avanti. e Esposito con Quello più Borrelli, avanti. oppure Foloruncio e Felici con Esposito. Però io vi dico, cioè sinceramente, Serve 4-3-2-1. sì, o 4-3-3 con Felici a destra e Foloruncio a sinistra, ma non so, io al momento mi aspetto più Esposito dietro la punta con Borrelli, e quindi magari con Foloruncio, Esposito e Borrelli, e sta fuori Felici, e Felici lo fai entrare a gara in corso. E quindi Foloruncio, Prati a dopo a centrocampo. No, scusa, De No, Jong, Prati a De dopo a Jong, centrocampo, scusa. esatto, De Jong a Perché sinistra, Foloruncio è più Prati al avanti, centro, certo, dopo a destra, ok. Foloruncio e Esposito dietro Borrelli. Sì, Ok. potrebbe anche Ecco. essere questa una chiave di lettura. Quindi Borrelli pivot, giocare molto su di lui, tante seconde palle su trequartisti ed esterni. Vediamo. Sicuramente, se non ci sarà Gaetano, io credo che Pisacane non vorrà a tutti i costi bruciarsi tutte le carte dall'inizio, perché poi se devi cambiare la partita diventa complesso. Esatto. E quindi è vero che Kilixoi, che secondo me sarà il primo cambio dell'attacco, un po' come è successo anche a Lecce, però vediamo, sono curioso sinceramente di vedere come effettivamente Pisacane sistemerà il Cagliari, ma io voto 4-3-3 o 4-3-2-1, che dir si voglia. Perfetto. Allora, cerchiamo di capire invece come si schiererà l'Udinese. Abbiamo il nostro primo ospite. Eccolo qua. Ciao Ale, ben trovato. Ciao ragazzi, un saluto a tutti. Alessandro Buongiorno e Vicini, benvenuto. tutto udinese di DAZN, Grazie. grazie mille per aver accettato il nostro invito. Ale, noi stavamo parlando del Cagliari, un po' come poteva schierarsi nella sfida contro l'Udinese, ma io ti chiedo, e invece l'Udinese, che è una squadra che va a vincere a Milano con l'Inter, perde col Sassuolo, vince a Pisa ma stava per pareggiarla, insomma, qual è l'Udinese? A 3, a 4? Non lo sa nemmeno Runiaic. Beh, hai già detto tutto tu, non lo sa nemmeno Costa Runic, anzi è stato, dopo la sconfitta con il Sassuolo, è stata la prima volta da quando allena l'Udinese che si è autocriticato, ecco, ha detto per la prima volta devo farmi anche io delle domande, perché è un Udinese in confusione in realtà, è un Udinese che cambia tanto ma cambia senza un filo logico, abbiamo visto una squadra molto brutta contro il Verona al debutto, molto simile all'Udinese dell'anno scorso, cambiare poi improvvisamente contro l'Inter, fare probabilmente la miglior partita della stagione, anzi senza probabilmente, ha fatto per ora la miglior partita della stagione contro l'Inter e vincere a San Siro grazie a un 3-5-2 con un Christensen che giocava sempre largo a destra come terzino, come terzo da destra, invece messo al centro a posto di Viola ha acquisito molta più sicurezza, quindi veramente una grande crescita da parte sua e con Solé, e quindi era una difesa anche solida, difficile da battere, una difesa che
per 45 minuti a San Siro ha resistito agli assalti dell'Inter. Stessa difesa, stessa idea, stessa concezione di gioco riproposta poi a Pisa. Una partita che l'Udinese ha dimostrato di non essere una squadra abbastanza matura da saperla chiudere, perché passa in vantaggio con Bravo al 30° all'occasione del 2-0 con Davis, la sbaglia e poi dopo va in confusione e lascia addirittura 3-4 palle gol al Pisa. Ma anche lì la difesa riesce a tenere, riesce a reggere e riesce a portare un'altra vittoria importante. Allora ci si aspetta un Udinese che magari su questa identità, quindi l'identità di una forte difesa, sai, lo dicono tutti a livello nazionale, ma è vero, una squadra molto fisica, no? L'Udinese si dice sempre questo, ecco, è un Udinese che magari può su questa impronta costruire qualcosa di importante. E poi dopo Rooney è un po' anche per stupire, magari per provare a sorprendere Allegri, non l'abbiamo ancora neanche ben capito noi il motivo, si presenta col Milan con un 4-4-2, un 4-4-2 che non riesce a dare più le certezze difensive che dava la difesa a 3 e allo stesso tempo però non riesce neanche a essere più pericoloso in fase offensiva e col Milan praticamente non c'è stata partita. Allora il ritorno alla difesa a 3 col Sassuolo, forse l'unica partita all'inizio stagione in cui veramente forse la difesa a 4 poteva avere un senso per marcare meglio i 3 davanti del Sassuolo, che sono un po' il punto di forza della squadra di Grosso. E tanti cambi anche a gara in corso, cambi poco chiari, togliere Attai nel momento in cui stai prendendo uno col Sassuolo, che è un giocatore che ti può cambiare la partita con una giocata, lo togli per mettere un giocatore di quantità, di sostanze come Lovren, cioè tanti cambi per un allenatore in confusione e una squadra di conseguenza che è l'immagine riflessa dell'allenatore in campo in confusione. E quindi in questo momento è un Udinese un po' così. Una partita col Cagliari, brutto da dire, ma è il primo grande crocevia della stagione. Perché è l'ultima partita prima della sosta, in caso di vittoria, l'Udinese può evitare di fare un campionato opaco, definiamolo così. In caso di non vittoria, allora dobbiamo ricalibrare subito le ambizioni, gli obiettivi di questa squadra, che per gli acquisti anche fatti durante l'estate è una squadra che può tranquillamente ambire ad arrivare tra le prime 10, 11 di questo campionato. Può provare a dar fastidio al Torino, ecco, e arrivare in quelle posizioni lì, ecco, può ambire a quegli obiettivi lì, ma se mostra ancora fragilità anche contro il Cagliari in casa, allora forse o è da abbassare gli obiettivi o è da capire se l'allenatore è in grado di fare lo step in più. Quindi in questo momento c'è tanta confusione e si arriva a una partita in cui anche lo stesso tifo, anche lo stesso ambiente, anche gli stessi tifosi stanno un po' percependo questo clima un po' strano, perché è la prima volta in cui anche lo stesso allenatore, ripeto, si mette in discussione. Quindi da quel punto di vista lì, di solito abbiamo sempre avuto un allenatore molto deciso, molto convinto, che magari neanche ascoltava tanto il parere dell'opinione pubblica, andava convinto sulle sue idee. Quest'anno forse il grande cambiamento è anche un po' ascoltato gli influssi, no, diciamo così, le influenze ecco, esterne, perché per esempio col Sassuolo tutti volevano in campo Zaniolo e Zanoli e lui ha messo in campo Zaniolo e Zanoli Infatti. quando magari forse si poteva giocare in un modo diverso, perché poi oggettivamente una volta che tu hai messo tutto il meglio che hai subito, non avevi i cambi per provare a stravolgere la partita. E infatti si è visto che l'Udinese, a parte l'episodio di Davis, non è riuscita poi a rendersi pericolosa. Quindi è un allenatore cambiato e quando l'allenatore, che è sempre stato così sicuro, si dimostra un po' insicuro, allora tutto l'ambiente in questo momento ha un po' di punti di domanda, diciamo così. Perfetto. Fra? No, volevo chiedere ad Alessandro, appunto, anche se poi ha già fatto una disamina abbastanza precisa, un po' come vive l'ambiente udinese, l'ennesima stagione, adesso siamo già iniziato di ottobre, quindi il mercato è finito da un mese, però tante cessioni importanti, ovviamente su tutte Lucca, ma anche Biol, è andato via Tovena, è andato via Sanchez, che comunque l'anno scorso è stato, forse in qualche modo noi dall'esterno abbiamo visto come una sorta di punto interrogativo, perché c'era, non si capiva quando giocasse, quando fosse a disposizione, era Non lo contro sapevamo Rooney, neanche noi quello. esatto, appunto, quindi poi va in Spagna, trova subito il gol, fa subito parlare di sé, insomma. Arriva Zaniolo, che è forse il giocatore più discusso del calcio italiano dopo Balotelli. Ecco, come vive una piazza che di solito è abbastanza equilibrata come Udine, l'ennesima rivoluzione, l'ennesimo cambio di tutta quella che fondamentalmente poi è anche l'ossatura centrale, il dubbio di Okoye, insomma la situazione di Okoye, perché tendenzialmente sono tante situazioni potenzialmente esplosive o comunque spinose, e poi magari ci sta anche che possano influire sull'inizio del campionato, che magari non è andato completamente secondo le aspettative della piazza.
Guarda, ti devo dire che è la prima anche volta in cui ci sono tanti cambi di giocatori, ma c'è stato anche il rischio di un cambio di proprietà. Perché noi abbiamo finito il campionato scorso con un fondo americano che ha mostrato interesse nell'acquisire l'Udinese e una trattativa che fino a luglio è andata abbastanza spedita. Poi si è arenata molto semplicemente per un motivo economico. Ecco, l'Udinese chiedeva tot e quelli erano disposti a offrire fino a una certa cifra, quindi non si è arrivata a un accordo economico, ecco, ma c'erano le intenzioni da parte di entrambi di portare avanti la vendita della squadra. E quindi si è arrivato a questo modo. E già quello aveva scosso molto l'ambiente. Poi diciamo che in realtà il tifo udinese sa che la filosofia della famiglia Pozzo è quella comunque di andare a creare valore. E quindi quando questo valore poi viene creato attraverso la crescita dei giocatori, questo valore deve essere anche ceduto per generare ovviamente delle plusvalenze e permettere a una società che vive in un tessuto sociale di 98.000 abitanti a Udine e 200-300.000 tifosi in tutta Italia, tifano udinese, permettere di essere una squadra competitiva a 31 anni in Serie A. E non è facile perché un conto è quando abbiamo i bacini di Bologna, abbiamo i bacini ma anche di Cremona, Monza e Bergamo, che sono comunque vicine a Milano, alla Lombardia, quindi è tanto centralizzato come posto. Udine è molto isolata, è un po' come Cagliari, molto isolata e quindi devi essere anche autosufficiente e quindi avere anche a livello economico gli introiti in un territorio in cui o fai qualcosa tu o il territorio non ti riesce magari a dare quello che ti serve per stare in Serie A, ti serve anche questo meccanismo qua delle plusvalenze e delle vendite. Quindi da quel punto di vista lì io penso che sia proprio una cosa fisiologica che ormai l'Udinese fa da troppi anni e sanno tutti che funziona così e quindi da quel punto di vista lì non ha tanto sorpreso la cessione di Lucca o la cessione di Viol, che erano due giocatori a fine ciclo, perché erano entrambi volevano andare via, avevano manifestato l'intenzione di lasciare Udine, quindi nel processo di crescita si capiva che era arrivata la loro ultima stagione. Ha sorpreso Toven. Sorpreso in particolar modo Certo. Toven perché Toven è stato ripescato dal Messico, un giocatore che soffriva di depressione, che non era più il Toven che avevamo conosciuto al Marsiglia, è stato ripescato, è stato aspettato ed è stato rimesso al centro di un contesto con la maglia numero 10 e la fascia da capitano. È arrivato Sanchez, come avete detto no, bene voi, un'altra personalità importante, un'altra personalità che voleva il posto di Toven. E quando due personalità, due galli sullo stesso pollaio, a volte si scontrano. E da quel punto di vista lì, la società ha supportato Toven, perché ha visto in lui, dal punto di vista più tecnico che caratteriale, extracampo, qualcuno che potesse dare continuità al progetto sportivo. E dopo tutto questo arrivi alla prima offerta che ti capita in estate, quella dell'AN, e tu decidi di andartene. Per carità, detto tra noi, l'avremmo fatto tutti perché a 32 anni la possibilità di tornare in Francia, una squadra che ti offre un triennale, ti paga il doppio rispetto all'Udinese, riporti la tua famiglia in Francia, avremmo accettato tutti dal punto di vista personale, quindi nessuno giudica la scelta perché probabilmente anch'io nella stessa situazione avrei accettato la destinazione di andare in Francia. Però quello che ha sorpreso è quindi una squadra che a un certo punto ha perso tutti i leader. E quindi siamo arrivati a Ferragosto con una squadra che non aveva un vice Lucca, non aveva un vice Bigliol e soprattutto aveva perso il suo leader tecnico e caratteriale, perché aveva perso anche il capitano. E sul mercato, bisogna essere onesti, è un mercato che ha offerto davvero molto poco a livello anche di giocatori importanti sul mercato, perché basti pensare al domino degli attaccanti. Domino degli attaccanti, piccola riflessione, visto che anche il Cagliari è stato coinvolto con piccoli, domino degli attaccanti inflazionato terribilmente dalla cessione di Eh sì, Luca. Perché quando un attaccante viene ceduto a 36 milioni come Luca, che con tutto il rispetto, un attaccante che 2 anni con due squadre che non facevano un gioco propositivo ha fatto 20 gol, non gli si può dire niente. Quindi è uno che va palla dentro la butta. Però quando un Luca, che magari 15 anni fa veniva venduto a 15 milioni, viene venduto a 36, di conseguenza un piccoli non viene venduto a 8, ma viene venduto a 20 e di conseguenza tutti i giocatori aumentano il loro prezzo. E quindi di conseguenza il Cagliari deve ripiegare su Belotti e Borrelli, l'Udinese non può comprare un piccoli o un Pinamonti perché hanno dei prezzi talmente tanto alti e quindi deve ripiegare su un Buxa, un giocatore che non ha mai giocato in un top campionato. E quindi quello ha messo anche tanto in difficoltà l'allenatore, anche in conseguenza ha un po' preoccupato la piazza, fino a l'ultimo grande giorno di mercato, perché poi dopo l'Udinese si è accorta, dopo la partita di Verona,
che servivano degli investimenti importanti e è andata a sistemare i due ruoli dove soffriva di più, perché se da una parte bisogna dar merito a Rooney, che è stato molto bravo a trovare il sostituto ideale in casa, ovvero spostando Christensen al centro, l'assenza di Toven e soprattutto il problema esterni, che è stato un po' il grande problema dell'Udinese in queste ultime settimane, in queste ultime stagioni, erano problemi che ancora non erano stati risolti dalla società, quindi essere stati in grado di andare a comprare Zanoli, che probabilmente dopo Zortea è il miglior quinto di fascia che c'è in Italia in questo momento, italiano ovviamente, e poi soprattutto prendere Zaniolo, che è vero, è un giocatore discusso, ha tutto quello che vuoi, però tecnicamente non gli si può dire nulla a Zaniolo, cioè parlavamo 5 anni fa di probabilmente il miglior talento di questa generazione, e pensare che un giocatore così forte e così giovane, perché è un giocatore che ha 26 anni, viene all'Udinese, è veramente un acquisto importante in una piazza in cui, con tutto il rispetto per le altre, ed è il vantaggio qua di essere isolati, non hai distrazioni, perché a Udine non è come vivere a Roma e quindi non ci sono quelle Certo. distrazioni anche extracampo che magari un giocatore giovane può avere, e quindi abbiamo visto anche forse il Zaniolo scegliere la destinazione ideale per la sua crescita anche personale. Quindi è chiaro che questi due acquisti poi hanno anche messo di conseguenza degli obiettivi importanti, la piazza ha messo degli obiettivi importanti alla società e alla squadra, perché è chiaro che all'inizio eri molto preoccupato, ma vedendo poi quello che hai combinato il 1° settembre, e quindi sei riuscito a prendere il secondo miglior quinto che c'era in circolazione, Zaniolo l'hai portato a Udine, una cosa impensabile. Hai preso dei giovani di talento come Gueye e Miller che possono essere le prossime plusvalenze dei prossimi 3-4 anni. Hai scoperto Christensen, hai tenuto Solé, che era la grande preoccupazione della tifoseria, perdere Solé. È chiaro che vedendo questa squadra uno dice: questa squadra non può fare un campionato opaco e con tutto il rispetto ambire al 15° posto. È una squadra che almeno deve provare a dar fastidio al Torino. Poi non ce la fa, pazienza, ma almeno deve ambire a quell'obiettivo lì, cercare di arrivare alle prime 10. Certo, Sì, un po' come assolutamente. l'anno scorso, poi a un certo punto l'Udinese ha tirato un po' il freno a mano, Esatto. perché insomma ha ricordato a noi, per esempio, a noi di Cagliari, il Cagliari di Cellino, che per tanti anni faceva un ottimo girone d'andata, iniziava benissimo il girone di ritorno, arrivato alla salvezza, nelle prossimità della salvezza, Ciao. scaliamo, rallentiamo, che non c'è, che poi diventa pericoloso probabilmente Diventa arrivare, molto pericoloso, è vero. arrivare nelle zone alte, perché vorrebbe dire poi metterti in discussione sotto tutti i Ma punti sai di qual è il vista. problema? Che c'è un gap talmente grande. Cioè, questa è una Serie A, secondo me, ancora quest'anno ancora più, che sia ancora più cresciuto il gap. Cioè, tra le prime 8, che sono di un'alta categoria, veramente per arrivare in Europa devi fare la stagione perfetta, perché anche il Torino ogni anno fa la squadra, ma deve azzeccare tutto per arrivare in Europa. Poi c'è la zona di mezzo in cui c'è Udinese, Torino, Genoa, quest'anno anche Como. Sono quelle squadre lì che possono, se gli gira tutto bene, provare a dar fastidio a quelle lì, ma sono talmente tanto distante che deve succedere un mezzo miracolo, ma sono talmente tanto superiori a quelle che poi lottano per la salvezza, perché adesso i vari Lecce, Pisa, Parma, Verona, sono tutte squadre che oggettivamente hanno mezza categoria di differenza rispetto all'Udinese. Io ho visto per esempio un Udinese più in difficoltà a giocare in Coppa Italia col Palermo che a giocare in campionato col Pisa, e quindi questo proprio per far capire la differenza di categoria e quanto quelle sono mezza categoria superiori al Palermo, che è la squadra più forte della Serie B. Quindi quella è un po' la difficoltà, no? Quando tu raggiungi il tuo obiettivo minimo, come è successo l'anno tra l'Udinese, ma come succedeva col Cagliari quando c'era Cellino, raggiungi l'obiettivo minimo che è la salvezza, ma mancano ancora 3 mesi di campionato, anche trovare stimoli, trovare obiettivi, perché sai che andare a lottare per i piani alti è praticamente impossibile. Anche trovare stimoli dei giocatori è difficile, è veramente difficile, perché o cominci a mettere i piccoli bonus, ma un giocatore, se gli metti magari quei tot soldi in più per magari arrivare a 50 punti, non è che magari lo motiva così tanto, oppure non so come fai a motivarli, e posso capire questi cali fisiologici poi. Sì, probabilmente a Cagliari, almeno questa era l'impressione di questi ultimi anni, l'idea sarebbe stata quella di valorizzare i giovani, cioè arrivi a un certo punto Sì, in cui sei tranquillo, butti dentro i giovani. Quest'anno, tra l'altro, io mi auguro che il Cagliari faccia questo tipo di campionato, visto che le possibilità ci sono d'accordo con quello che dicevi, Alessandro, nel fatto che ci sono proprio quasi le caste, no? Come le caste nella società indiana, per capirci, è ci sono vero, è le vero. caste anche in questa Serie A. Il Cagliari è poco sotto in questo momento, con Belotti probabilmente avrebbe anche potuto ambire a qualcosa di più, però è poco sotto all'Udinese, il Torino, quelle società che hai citato, ma per quanto mi riguarda è molto
più in alto rispetto alle ultime 3-4 società che hai citato in precedenza, quindi poi la difficoltà sarà anche cercare di arrivare il più in alto possibile, sapendo però che appunto non è semplice, però vedremo, perché questo inizio di stagione è stato sicuramente migliore rispetto agli altri anni. Luca. Io vado, Ale, sul discorso Runec, perché l'anno scorso probabilmente si è rotto qualcosa, perché Runec era, diciamo, stato osannato, anche perché aveva fatto comunque un'ottima prima parte di stagione e poi alla fine ha un po' lasciato perdere. C'era anche il rischio che cambiasse l'allenatore. Però io vado il focus su un giocatore, ahimè, che è Davis. Nel senso che Davis, sappiamo, fece quel gol a Frosinone, salvezza. L'anno scorso segnò contro il Cagliari, fece 2 gol lo scorso anno in campionato. Quest'anno è stato, non so se è stato messo in seguito alla cessione di Lucca, oppure se si è ritrovato al centro del progetto, perché il problema di Davis non è il giocatore, ma sono le condizioni fisiche. Cioè un giocatore stile Zapata, nel senso che un fisico imponente, trovo anche delle somiglianze. È ovvio che sono giocatori che se stanno male, non sono al 100%, non rendono, e soprattutto dopo gli infortuni ci vuole un po' di tempo. Ora anche a Reggio Emilia, nella sfida col Sassuolo, è stato comunque il marcatore. C'è di nuovo Udinese Cagliari a distanza quasi di un anno, perché mi pare fosse fino a ottobre. Come sta Davis da questo punto di vista? Perché ti dico la verità, è il giocatore insieme a Zaniolo, perché anche Zaniolo lo scorso anno a Cagliari segnò con la maglia dell'Atalanta, che mi fanno un po' più paura. Quindi Zaniolo l'hai già detto, però Davis come sta? Guarda, 345 giorni dopo c'è di nuovo Ecco. Udinese Cagliari e probabilmente c'è la stessa Udinese, c'è quasi lo stesso Cagliari, ma c'è un Davis completamente diverso, perché la grande differenza è stata il lavoro che hanno fatto in estate. Per la prima volta hanno deciso di cambiare completamente la preparazione estiva per un giocatore rispetto al resto della squadra, perché sappiamo che Davis, l'hai citato molto bene tu, è un giocatore che di fisico ricorda i vari Zapata, Lukaku, cioè straripante fisicamente, però poi quando hai questo eccesso anche di muscoli, quando hai un infortunio ci metti molto più tempo a recuperare, anzi sei molto più incline a ricadute. Ed è quello che ha accompagnato Davis nei primi suoi 2 anni a Udine. C'è un giocatore che faceva 3 partite fenomenali, da giocatore che dici se questo sta bene merita di andare una big, e poi spariva 3 mesi. Poi quest'anno è stato deciso completamente di cambiare la preparazione, quindi si è deciso di fare una serie di carichi di lavoro completamente diversi rispetto al gruppo, un minutaggio preciso nei test amichevoli che non doveva mai essere sforato, carichi un po' più leggeri. Ed è stato un giocatore che oggettivamente ha fatto, qua faccio i meriti, ma lo dico sempre ogni volta che parlo di Devi, faccio i meriti allo staff di Runi, cioè in generale al preparatore atletico, staff sanitario, eccetera, eccetera, perché hanno curato nel minimi dettagli la sua preparazione fisica e Davis ha giocato 5 partite di fila, cosa che non gli era mai successo a Udine nei primi 2 anni. Adesso ha iniziato facendo 5 partite consecutive, molte delle quali anche per 90 minuti. Quindi il cambio di preparazione fisica per un giocatore che aveva bisogno gli è sempre mancata la continuità. Perché non è che non è mai stato bene, ma poi dopo non è mai giocato con continuità per entrare in ritmo gara, no? Perché poi Davis, come modo di giocare, è un attaccante che cerca molto il duello 1 contro 1 con il difensore, no? E quindi, come sapete tutti, quando un attaccante gioca molto così, spreca tante energie nel lottare, magari anche senza palla, no? Semplicemente nel prendere posizione, nel cercare di girarsi, no? Anche già lì spreca tante energie fisiche. E quindi poi non hai magari il tempo per recuperarle né durante la settimana, ma neanche durante la partita stessa. E quindi vai a sforzare, quindi di conseguenza magari a sollecitare il muscolo. Quindi a quel punto di vista lì è un Davis che è stato veramente gestito bene anche per arrivare a quel tipo di giocatore lì e a quel tipo di condizione fisica lì per avere il ritmo gara. Perché quando fai 3, 4, 5, 6 partite dove fai tanti duelli e cominci ad abituarti a come dover recuperare perché giochi ogni settimana, allora di conseguenza questo processo ha migliorato la sua condizione. Io tocco sempre ferro quando parlo di Davis, perché non mi sento ancora al sicuro. Ecco, perché poi tra l'altro 345 giorni fa fece probabilmente la miglior partita quando a Udine contro il Cagliari. E poi si fece male, e quindi per quello sono ancora un po' prudente da questo punto di vista, però è chiaro che il cambio di preparazione estiva e soprattutto, come hai detto bene tu, la possibilità quest'anno di giocare, perché non devi mettere Lucca, perché Lucca in quel momento gli dava più certezze, più garanzie, eccetera, eccetera, ma c'è lui, è lui il 9 dell'Udinese, questo secondo me gli ha creato un clima psicofisico, ecco, definiamolo così, ideale, per
avere questa continuità che tanto cercava. Adesso vediamo, però è chiaro che Bucks è stato preso anche in funzione di Davis, cioè appena hanno capito che Davis poteva essere un giocatore un po' diverso rispetto all'anno scorso, quindi poteva dare delle garanzie di minutaggio molto importanti rispetto a quelle che ha dato nei 2 anni precedenti, è chiaro che da lì hanno capito che magari serviva un vice Davis e non un numero 9 vero titolare, ecco, e quindi motivo per cui dopo hanno switchato. All'inizio avevano provato a pensare a che dire, poi dopo sono passati su Bucks appunto per quel motivo lì. Fra? No, no, io parlo di Udinese spesso mi confronto con Bibi Velluzzi, no? Con Bibi, collega certo. della Gazzetta. Certo. Che, insomma, tendenzialmente ci siamo sentiti anche ieri per capirci, quindi insomma, tanto un po' per dire. E effettivamente su Davis Bibi ha sempre detto è un giocatore potenzialmente devastante perché ha delle caratteristiche quasi uniche da un certo punto di vista, perché abbina forza, c'è uno strapotere fisico incredibile e anche una discreta tecnica di base, e soprattutto è un giocatore che in carriera però finora non è mai esploso, cioè anche vedendo un po' quelli che sono stati i suoi numeri, soprattutto in Inghilterra, prima ancora che arrivasse all'Udinese, no? Conosciamo bene un po' anche la sua storia, ogni anno sembra quello, no? della vera esplosione. Forse quest'anno è arrivato davvero, perché un po' come dicevi tu, grazie alle cure dello staff medico e tecnico, insomma, chiamiamolo così, le cure miste e tutto il resto, insomma, sembra un giocatore abbastanza rinato. Invece ti chiedo, hai parlato di Solé, che è un giocatore che è arrivato in una condizione particolare, ricordiamolo magari anche all'Udinese, si pensava che potesse andare, potesse fare il salto in una big, poi le questioni extracampo che hanno invece necessariamente influito anche su quella che poteva essere il suo passaggio all'Inter, visto che l'Inter era una delle squadre che venivano accostate a lui. Che stagione sarà secondo te quella di Solé? Deve essere la stagione della crescita, ecco, perché per mezzi tecnici è un difensore che non ha nulla da invidiare agli altri che giocano in Serie A. Forse l'unico a cui può invidiare qualcosa è proprio Bastoni, ma è un giocatore completamente diverso rispetto a lui. È un giocatore che per fisicità è un prototipo di giocatore moderno, di difensore moderno, tecnicamente è un prototipo di difensore moderno e mentalmente deve fare quello step in più, perché è un giocatore che ti fa 90 minuti perfetti e poi si addormenta un minuto e fai gol. Con l'Inter il primo gol di Dumfries si addormenta Solé e poi fa una partita straordinaria, cioè da proprio far vedere alle scuole calcio, ma per il primo gol si è addormentato. Quindi è un giocatore che deve crescere di testa e deve capire che adesso è un leader, quindi sai, anche a livello di atteggiamento, eccetera, eccetera, i compagni lo guardano, lo ammirano e lo seguono. E quindi anche vedere un Solé propositivo, un Solé che magari non sbuffa, non fa la smorfia quando magari le cose vanno male, cerca sempre di tenere alto anche il ritmo, no? Partita, cercando anche proprio lui di essere propositivo, questo poi di conseguenza trascina i compagni, perché questa squadra è, secondo me, una squadra ottima, ma una squadra molto immatura, perché è una squadra ancora di tanta gente giovane, di tanta gente che deve cominciare a diventare dei leader, ma non lo è mai stata in carriera. E quindi Solé è uno di questi. È sempre stato un ottimo giocatore, ma con altri giocatori si prendevano le responsabilità, diciamo così. Adesso tocca a lui anche le responsabilità all'interno dello spogliatoio, di dare l'esempio, eccetera, eccetera. Io penso sia una stagione importante per lui da questo punto di vista. Nessuno pensa che Solé rimarrà a Udine tutta la carriera, perché sappiamo benissimo che merita altri lidi e ci andrà, perché se non è quest'estate, quella dopo, ma insomma è già quest'estate che arriverà. Quindi sappiamo tutti che il suo destino è andare a giocare in una grande squadra. Ma quando vai a giocare in una grande squadra devi poi performare non ogni domenica, ma ogni domenica, mercoledì e domenica dopo. E quindi bisogna cominciare anche a crescere di testa. Questo è il grande limite che ha sempre avuto Solé. È un Solé, un giocatore che poi è stato uno dei migliori colpi udinesi negli ultimi 10 anni, perché è un giocatore che giocava alla Champions League col Salisburgo, ha avuto dei problemi contrattuali, no? Col Salisburgo, lui voleva andare via, loro lo volevano tenere in scadenza un anno, quindi alla fine hanno optato per la risoluzione, ma hanno optato tardi, a inizio settembre, quando ormai il mercato era finito. Quindi diciamo che si è trovato un Solé senza squadra a inizio settembre dello scorso anno. In quel momento sono piombate le classiche offerte arabe, ma Solé a 24 anni ha detto io in Arabia a 24 anni non ci vado perché finisco la mia carriera Certo. europea, ecco, definiamola così, quindi l'Udinese sta molto bravo ad anticipare tutta la concorrenza e dirgli
guarda, io ti prendo già adesso, non aspetto gennaio, perché ovviamente per tesseramenti poi avrei dovuto aspettare a gennaio, ma ti prendo già adesso per dimostrare quanto ti voglio, ti alleni 3 mesi con noi e da gennaio giochi. E così hanno fatto, e questa è stata proprio anche la volontà dell'Udinese di puntarsi di lui, che ha convinto Solé, che ha avuto l'occasione di approcciarsi ai top 5 campionati in un ambiente ideale, perché l'Udinese è un ambiente molto, molto tranquillo per crescere, e ha dimostrato di essere un gran difensore. Io penso sia uno dei difensori più forti della Serie A, detto che deve ancora migliorare tanto, ed è quello per quello dico che merita altri lidi, perché se un giocatore già adesso è tra i migliori, ma tutti vediamo in lui un potenziale ancora superiore, vuol dire che è un giocatore che può tranquillamente, cioè Solé è il classico difensore da Premier, secondo me, classico, no? Fisico, tecnico, capace anche di avere la possibilità di iniziare lui l'azione, no? Quei giocatori che piacciono, no? Soprattutto alle squadre di Premier. Quindi io penso che Solé può essere uno dei nomi più chiacchierati della prossima estate. Lo è sempre stato, lo è stato da quest'estate, lo è tutto, sarà questo, tutto quest'anno, ma la prossima estate sarà un po' l'estate di Solé, ma è giusto così perché è come Zaniolo, secondo me, sono dei giocatori non da Udinese, cioè sono dei giocatori che sono arrivati a Udine perché sono arrivati in delle situazioni talmente tanto particolari che l'Udinese è stata maestra nel prenderle e portarle a Udine, ma in condizioni normali Zaniolo non l'avremmo mai pensato a Udine in condizioni normali. Lo stesso si può dire di Solé, sono dei giocatori che se senza problemi contrattuali con Salzburgo, eccetera, eccetera, probabilmente adesso già giocava al Milan, al Napoli, eccetera, eccetera. O lo stesso vale per Zaniolo, ecco, senza quei problemi extracampo, probabilmente Zaniolo adesso era ancora un giocatore dell'Atalanta o della Fiorentina, mai a Udine sarebbe arrivato. Ecco, quindi capiamo anche da questo punto di vista l'ambiente, sa benissimo che essendo dei giocatori extra udinese, cioè di realtà superiore all'Udinese, è impossibile trattenerli, quindi ce li godiamo finché ci sono e anzi speriamo che quest'anno riesca a dare proprio quel contributo lì, perché poi se troviamo un Solé più maturo, allora di conseguenza vuol dire che lui fa lo step in più, ma fa fare lo step in più a tutta la squadra. Assolutamente. Ale, in chiusura, prova a buttare una probabile formazione. Io non No, mi posso fai la chiedere. domanda più, Luca, la domanda più difficile perché probabilmente neanche lui si sa in questo momento, ad oggi, come scenderà in campo l'Udinese, perché lui ha questo dubbio del voler avere una squadra camaleontica, no? Che può giocare sia con la difesa 3 che con la difesa 4. Io penso si ritornerà un po' alle certezze che ha avuto in questi inizi di stagione, quindi sarà un Udinese che giocherà a 3 con Solé e Christensen davanti a Sava, che sono un po' gli intoccabili. Sava, tra l'altro, ultima partita, poi Perché poi rientra scadrà la, Okoye, infatti. scadrà la squalifica di Okoye e quindi poi dopo bisognerà capire anche in porta chi giocherà, ma fino al Cagliari ti dico gioca Sava, perché altri problemi non ci sono più che altro, proprio per quello, perché Nunziante con l'Italia Esatto, al il Mondiale Mondiale Under Under 20 20, sì. e Padelli è appena rientrato da un infortunio, poi alla sua età, sai, è sempre delicato un attimo essere buttato in mezzo alla mischia, quindi gioca Sava. Solé e Christensen sono i due. Il terzo abbiamo visto molto bene Palma, io penso che per una questione anche di crescita adesso Palma ha bisogno di giocare, ma non rigiocare subito perché mentalmente deve un attimo ricalibrarsi e quindi io penso che possa ritornare Bertola come terzo di difesa. Sugli esterni dovrebbero giocare Zanoli e poi il ballottaggio a sinistra, come ogni domenica Camarà Zmura lo decide 5 minuti prima di scendere in campo, quindi quello purtroppo va un po' a seconda di come li vedi in settimana, quindi adesso è un po' presto dirti chi giocherà. In mezzo al campo Carlson è un po' l'intoccabile, Attà è l'unico giocatore di qualità che ha l'Udinese, quindi anche lui giocherà sicuramente e potrebbe ritornare Lovric, ecco, come terzo in mezzo al campo, un giocatore che è partito male perché purtroppo ha avuto un infortunio in nazionale nella precedente finestra, quindi adesso è appena rientrato, ha cominciato a giocare un po' 10 minuti col Milan, 10 minuti col Sassuolo, adesso potrebbe giocare magari i primi 60 minuti col Cagliari, giusto per entrare il ritmo partita, quindi potrebbe essere proprio la partita ideale per provarlo un po' prima che poi dopo ritorni di nuovo in nazionale, perché poi Lovric è stato di nuovo convocato con la Slovenia e davanti Zaniolo Davis, un po' la tua coppia del terrore, Luca, speriamo che sia così, speriamo Speriamo di no. che si verifichi, no, vabbè, a parte gli Lo scherzi, so. e no, sono un po' i due giocatori, con Roglic che ha recuperato Bayo, che è un giocatore molto importante perché fa quel lavoro sporco che nessuno vuole fare, e quindi magari non è il giocatore che ti accorge a fine stagione perché ha fatto 10 gol, ma è poi il giocatore che ha corso di più di tutti, ha recuperato più palloni e sai, avere un attaccante che fa questo lavoro è merce rara, quindi potrebbe essere una buona soluzione a gara in corso, detto che, punto di domanda, questa è anche l'ultima partita senza Iker Bravo, perché vedendo come sta andando la Guarda. Spagna, che ha perso col Marocco, ha pareggiato ieri, non credo arriverà in finale la Spagna al Mondiale Under 20, quindi vuol dire che Iker Bravo rientra dopo la sosta a disposizione, ma
col Cagliari, visto che la partita Udinese-Cagliari non ci sarà, e quindi via Zaniolo-Davis. Perfetto. Ale, noi ti ringraziamo ovviamente per questo focus sull'Udinese, siamo pronti a questo punto alla partita Esatto, di domenica e esatto. quindi noi ci sentiamo ovviamente in privato, Ale, per le Certo, ultime news. certo. Grazie davvero, saluta anche tutto lo staff di Tutto Udinese, che sono amici anche di tutto Fantacalcio, lo sappiamo benissimo. Ale, grazie davvero, buona giornata e ci sentiamo. Grazie a voi per l'invito, un saluto a tutti. Ciao, Ciao, grazie ciao, mille. grazie. Ciao. Eccoci qua. Facciamo lo switch. Molto bene. Passiamo da calcio a 11. Scuoti la testa, Marco Migaleddu. Ben trovato. Sei col telefono muto, perché l'hai attivato. No, adesso Buongiorno. dovreste sentirmi. Buongiorno. Buongiorno. Buondì. Dal campo. Sei in campo? Dove sei? Con la No, maglietta ancora del... non sono in campo. Ancora non siamo in Ah. campo. È maglietta dei Però- Cesar quella. No, non No? direi. No, Questa è una maglia- Non la vedo. no. Non la Dei vedo, Gear, non dei si- Gear. Del Gear. Esatto, perché con Marco Migaleddu, che insomma il content creator che sicuramente in tantissimi conoscono, amico di 131 da tempo, oggi abbiamo deciso di buttarci a parlare di Kings League, caro Marco, ovvero il futuro presente, mi viene da dire, del calcio, cioè questo meraviglioso esperimento di mix tra calcio e intrattenimento all'americana, in qualche modo, possiamo dire così, di cui tu sei un precursore, fondamentalmente. Cioè sei uno dei primi in Italia che si è buttato, ecco, a capofitto in questa nuova avventura. E quindi raccontaci un po', cioè, com'è questo mondo della Kings League italiano? Anche se poi tu conosci anche quello internazionale, intendiamoci, Esatto. però per adesso fermiamoci a quello italiano. È un mondo interessante, perché diciamo che questo esperimento, che è nato in Spagna grazie all'idea di Piqué e alcuni content creator, ha avuto tantissimo successo, tant'è che poi è arrivato in Italia. È arrivato ovviamente con la classica, facciamo, diffidenza, nel senso che cos'è questa roba, questo torneo con regole strane, carte che sembra quasi un Monopoly, carte degli imprevisti, e invece ha raggiunto un grande successo anche qua. Quindi tanti giocatori ne sono stati attratti, tanti giocatori adesso l'hanno scoperto e vorrebbero entrarci. È un mondo particolare, perché comunque io lo considero calcio a tutti gli effetti, perché molte dinamiche sono le stesse che si provano all'interno di una società di calcio. Ovviamente deve anche andare in compromesso con alcune dinamiche dei social, dello show, e anche dinamiche organizzative che non sempre sono quelle sportive, puntuali, che alla fine ti fanno un po' impazzire e ti stressano tanto, però come mondo è veramente adrenalinico e interessante, ecco. Sì, tra l'altro abbiamo visto, Marco, anche la diffusione un po' capillare di tornei stile Kings League, ecco, diciamo così, durante l'estate, Sì. un po' dappertutto, anche nella nostra isola, no? Noi abbiamo raccontato la Summer League a Sassari, tanto per fare un esempio, ma insomma c'è questa nuova sensibilità che in qualche modo... appunto sull'esempio della Kings League dà anche la possibilità a magari anche tornei storici, possiamo dire così, diffusi su tutto il territorio, di darsi magari, a parte delle regole diverse, ma anche una nuova veste, cioè darsi nuovi colori, darsi la possibilità anche di essere più virale, perché seguendo appunto l'esempio della Kings League, cioè almeno hai un riferimento, ecco, cosa che prima magari non avevi, il classico torneo che so, il tutto in una notte, oppure invece adesso col fatto che esiste, che è stato codificato in qualche modo questa nuova tipologia di fare calcio, è più facile anche farlo a livello locale, e aggiungo
è più facile anche stimolare la creatività, cioè perché chiaramente Sì. no, ognuno si dà le sue regole in qualche modo. Esatto. Infatti, diciamo che quest'estate ho visto 1 miliardo di tornei basati sulle regole Kings League, ho comunque ispirato tanti ragazzi che giocano in Kings, sono stati invitati, hanno avuto la possibilità anche di viaggiare gratis sostanzialmente, e quindi anche fare una vita che magari un anno fa non si aspettavano. Proprio perché il modello Kings League ha funzionato e ha attratto anche i giovani. Diciamo che i classici tornei di paese molte volte vedono magari, sai, già ragazzi più grandi che si fanno la squadra, che hanno possibilità anche di pagare l'iscrizione, eccetera. Magari quest'anno con queste regole si sono avvicinati a certi tornei anche ragazzi più giovani, 18enni, 19enni, per mettersi in gioco. Diciamo che questa modalità di giocare a calcio con regole nuove è un qualcosa che smuove secondo me anche il calcio stesso, perché comunque anche l'anno scorso durante lo svolgimento della Kings League sentivo tanti allenatori di giovanili che dicevano: oggi ho fatto la partita della finale con i ragazzi con le regole Kings League e li ho visti molto più attivi, molto più divertiti, e quindi anche portare un po' di Kings all'interno del calcio vero, ovviamente non intendo a livello di regolamento, a livello di dinamiche della partita stessa, ma all'interno degli allenamenti, per esempio, specialmente nei settori giovanili, dà quel dinamismo in più che magari al ragazzo diverte ancora di più. E considerando anche la crisi che c'è nel calcio tradizionale, dove i ragazzi non sono più così interessati al calcio, magari questo può essere anche un modo per riavvicinare un po' i ragazzi al calcio stesso. Parliamo dei Gear 7, la squadra di cui sei direttore sportivo già dall'anno scorso, perché questi sono giorni importanti comunque per la Kings League Italia, giusto? Che sta partendo la nuova stagione, ci sono i provini, mi viene da dire, il draft, insomma, chiamiamolo come vogliamo, perché appunto parte la seconda stagione su quella che è stata la strada tracciata un anno fa, ma ovviamente, Marco, l'obiettivo quest'anno sia da parte di tutto il movimento, ma immagino anche da parte della vostra realtà, sia quello di crescere ulteriormente, no? Assolutamente sì. Diciamo che il grande successo che c'è stato nella stagione scorsa non può essere abbastanza. La Kings deve crescere, poi la competizione che partirà adesso sarà un po' diversa rispetto a quella scorsa, sarà una coppa, quindi durerà meno, durerà 1 mese e mezzo, e partirà fra pochissimo, partirà fra 3 settimane, anche meno. Sì, diciamo che l'obiettivo ovviamente è crescere ancora sia come movimento, sia come le squadre stesse vogliono crescere anche a livello imprenditoriale, perché poi le squadre che partecipano alla Kings League sono delle vere e proprie aziende, e ognuna ha ovviamente i propri obiettivi. C'è chi vuole avere il risultato sportivo, c'è chi vuole avere massima diffusione social, c'è chi vuole avere una squadra di giocatori forti, c'è chi vuole una squadra di giocatori personaggi, tra virgolette, nel senso che siano forti ma che possano portare anche immagine alla squadra. Diciamo che ognuno fa i propri ragionamenti, anche perché poi la Kings, per quanto abbia una diffusione enorme, non è che vincendo la Kings vinci dei soldi, non ci sono dei premi in denaro, quindi letteralmente ogni presidente può avere l'obiettivo che vuole e sono tutti leciti. Noi lato Gear stiamo lavorando, abbiamo già la squadra praticamente pronta, ci manca solo l'ultimo tassello per quanto riguarda le wildcard. Le wildcard sono quei giocatori, diciamo, fuori dai provini, dai tryouts, eccetera, che portiamo direttamente. Siamo riusciti a confermare 2 giocatori che avevamo l'anno scorso, cioè Fran Hernandez, che era il nostro numero 10, e il portiere Chironi, che nonostante quest'estate abbia avuto richieste anche dalla Serie C, è stato talmente stregato da questo progetto Kings che ha rinunciato alla C per rimanere in Kings. E il terzo tassello, diciamo che stiamo capendo se c'è la possibilità di portare un giocatore sardo,
quindi Ecco. vediamo un po' cosa può succedere. Attenzione. Ecco. No, spieghiamo anche proprio il discorso delle wild card, perché poi appunto chi magari non conosce bene tutto il funzionamento della Kings League, c'è un roster formato da giocatori che appunto, come hai detto tu prima, passano attraverso provini o comunque qualcuno è stato confermato magari anche rispetto alla scorsa stagione, Esatto, immagino, sì. non solo da voi ma anche nelle altre squadre. E poi ogni società ha diritto a 2 o 3 wild card, non mi ricordo quanto è il numero. 3. Ecco. 3 wild card che solitamente possono essere o ex calciatori professionisti oppure calciatori, insomma, sono scelte che appunto il club o comunque la dirigenza fa a prescindere da quelli che sono che quello che è il draft, no? Esatto. Sì. Diciamo che allora il regolamento è un po' cambiato rispetto all'anno scorso, perché prima c'erano 10 giocatori che arrivavano da dei provini e poi si faceva un draft stile NBA in cui ogni squadra provava a prendere i propri giocatori preferiti. Quest'anno hanno tolto il discorso del draft, quindi ogni squadra può portare i giocatori che vuole, in realtà come league player diventano, perché in Spagna c'è stato un aggiornamento di regolamento dove le wildcard non esistono più, cioè le squadre hanno 12 giocatori, ma sono 12 giocatori che uno porta, stipendiati secondo un certo salary cap, quindi c'è un tetto massimo a disposizione della squadra per stipendiare questi 12 giocatori. In Italia diciamo che hanno mantenuto una via di mezzo, cioè continuano a esserci 9 giocatori league player, quindi stipendiati dalla Kings, e 3 giocatori che invece vengono rimborsati e stipendiati dalla squadra. Questi 3 giocatori hanno possibilità di prendere più di quanto possano prendere i league player, che hanno un rimborso standard che è attorno ai 125 euro lordi a partita, quindi pochissimo in realtà. Mentre le wildcard, per le 3 wildcard per questa coppa per esempio possiamo arrivare a spendere 20.000 euro diviso per 3 giocatori, quindi comunque riesce a portare dei giocatori di livello. Quindi sì, ogni squadra ha 9 giocatori. Noi abbiamo confermato 5 giocatori dallo scorso split, quindi dallo scorso draft, e stiamo portando 4 giocatori che abbiamo selezionato direttamente noi senza appoggiarci ai provini della Kings, e li portiamo direttamente noi, e fra questi tra l'altro c'è un altro sardo, giusto? Ecco. Nei prossimi giorni vi sveleremo, dai, insomma, vi diremo, si saprà chi è. No, ti volevo fare un'altra domanda in realtà, sempre sul discorso Kings, che ne abbiamo già parlato, però entrare un po' più nello specifico, cioè cioè voi avete ovviamente, visto che hai detto è un fenomeno che chiaramente cioè nasce dai social, parte dai social, e quindi è tutto monitorato, ecco, diciamo così. Sì, quindi il sì. seguito, il passaggio, la crescita che c'è stata, perché ripeto, poi noi dall'esterno possiamo avere un'idea, io sicuramente partendo dal fatto che tutto andava cioè prima in Italia non c'era, quindi devi guardare fondamentalmente quello che succedeva in Spagna o comunque in altri campionati. Esatto. Non dico tutto più o meno carbonaro, però nel senso era tutto che rientrava nelle logiche Kings League, che in Italia però ancora non avevano una rappresentanza, ecco, diciamo così. Quindi dovevi andare a cercarti le partite magari su Twitch, su YouTube, su quelli che erano i canali, però non avevi appunto un regolamento, tutta una sorta di chiamata di federazione, dai, insomma, in qualche modo. Sì, esatto. Lega, non c'era niente. Esatto. Ora è tutto stato creato, c'è stata già la prima stagione. Siete in grado di valutare appunto numericamente anche proprio la crescita di questo fenomeno Kings League in Italia? Sì, diciamo che solitamente fanno delle valutazioni stagione per stagione o competizione per competizione, perché poi ovviamente ogni competizione ha il proprio fascino rispetto a un altro, eccetera. Noi durante lo split italiano, il primo split italiano, in 3 mesi di competizione abbiamo avuto 60 milioni di visualizzazioni solo sulle partite.
senza contare poi le interazioni singole di ogni squadra nei propri profili social. Quindi 60 milioni di contatti si sono collegati per vedere almeno una partita di Kings nei 3 mesi di inizio competizione. Poi ogni squadra ovviamente ha un seguito diverso, perché nella maggior parte dei casi dipende dalla potenza mediatica del proprio presidente, in realtà. Certo, Perché certo. ovviamente presidenti più in voga, tra virgolette, nel web sono più seguiti e di conseguenza anche le proprie squadre sono più seguite. Tant'è che poi 2 squadre dell'anno scorso non ci sono più, perché comunque non hanno portato non solo non hanno portato grande visibilità, ma anche i presidenti stessi non hanno messo quell'impegno che serviva per il progetto Kings. E infatti adesso entra Diletta Leotta come presidentessa, quindi prima presidente donna della Kings League Italia, che era una grande mancanza della nostra Kings League rispetto a tutte le altre, perché eravamo l'unica Kings League senza una presidente donna. Poi vabbè, entra Diletta Leotta, che non solo è donna ma è anche dentro il mondo del calcio, quindi è proprio il profilo perfetto che serviva. E poi entra un altro streamer molto molto seguito in Italia, quindi diciamo che entrano 2 presidenti molto forti a livello mediatico, e sarà interessante vedere poi il loro approccio all'interno del mondo Kings, perché poi è quello che conta, l'impegno che ci mette il presidente nel seguire questo progetto. Tu potrai mai calciare un rigore? Allora, al momento no. Allora, rigore presidenziale. tra l'altro, No, tra magari l'altro si fa il mio- tesserare per giocare, non lo so. Allora, anche, oppure l'alternativa è diventare vicepresidente della squadra, e in quel caso lo potrei tirare. Ecco, vedi? Avere la però delega. Esatto, già il mio ruolo è cambiato rispetto all'anno scorso, perché adesso divento io il responsabile tecnico anche, Ecco. quindi in panchina ci sarò io a dare le direttive ai ragazzi. Però già faccio troppi ruoli, aggiungere anche quello di vicepresidente poi non dormo Ma più. solo per il rigore, chiaramente. Vabbè, solo per il rigore si può Vicepresidente ragionare, per sì, una sì. giornata, solamente per una giornata, per un rigore. per poter battere il rigore, soltanto per quello. Va bene, Marco, allora grazie intanto per averci aggiornato. Sappi che ti stresseremo costantemente, perché siamo molto interessati a seguire tutte le evoluzioni appunto della Kings League, visto che c'è appunto, grazie a te e ai 2 che hai anticipato senza dire i nomi, però altri 2 sardi, e quindi come ben sai a noi fa piacere seguire tutte le attività dello sport sardo, quindi anche la Kings League rientra in questo. Passaggio obbligato sul tuo profilo personale, sul discorso scarpette, quant'altro, che vedo queste Predator rosa di Beckham, userai quelle in campo per fare gli allenamenti? Probabile, anche se in realtà ultimamente sono stato stregato da Skechers come brand, che sta facendo delle scarpe veramente interessanti. Ma anche da calcio a 5? O solo da calcio? Da calcio a 5 non le fanno, però da calcio a 11 con suola da sintetico vanno bene. No, perché io dico per me, perché io le ho già comprate, ho comprato un altro paio, però siccome so che Skechers è comunque di fatto è perfetto perché ha problemi di schiena, e io sono l'esempio perfetto per poter essere il testimonial ideale, quindi insomma volevo sapere anche da quel punto di vista per te. Va bene, vuoi fare una domanda, Luca? Prima di chiudere? Io volevo ragionare sul discorso della Kings. Io l'anno scorso mi sono avvicinato perché ho degli amici che ne fanno parte, io sono legato al mondo del fantacalcio, quindi chiaramente ci sono diversi creators del fantacalcio. Sì. E ti dico la verità, all'inizio l'ho visto con un po' di diffidenza, perché non avevo ben capito qual era la situazione. Però c'è un mondo legato ex calciatori, creators, giocatori come hai detto giovani, che magari si stavano quasi allontanando dal calcio, quindi si è creato questo mix. Però posso dirti, l'unico però è che in certe situazioni secondo me si è andato un po' oltre, cioè lo show è andato oltre il gioco. Secondo me, se da questo punto di vista si riuscisse a trovare un equilibrio, sarebbe l'equazione perfetta
per unire più mondi, perché è seguito tantissimo, ovvio che Sky l'ha sdoganato, è un po' come è successo per il fantacalcio, 15 anni fa Mhm. stava quasi per morire come gioco, l'ha preso Sky, si è sdoganato e adesso è sempre più in evoluzione. Però ecco, quali sono le prospettive? Cioè, si è parlato anche da questo punto di vista che ci sono state delle situazioni un po' eccessive, ecco. Allora, dal punto di vista di equilibrio sono d'accordo che ci deve essere, però non si può prescindere dallo show e Certo. anzi molte critiche che sono arrivate dal mondo web, diciamo gente che è abituata a seguire streamer, seguire eventi di questo genere, anzi la lamentela è stata che lo show è stato poco rispetto a quello Ecco, che avrebbero voluto. appunto. Però è anche vero che lo show si può fare in maniera intelligente in 1000 modi. Diciamo che l'episodio più controverso dello split scorso è stata la mezza rissa sfiorata tra le squadre di Fedez e la squadra di Blur, che in realtà Esatto. lì è stata proprio una cosa che è andata oltre anche qualsiasi dinamica facesse parte della Kings, perché lì è stato proprio una tensione eccessiva sfociata in dinamiche in cui anche persone che non c'entravano nulla con le due squadre sono entrate in mezzo a una discussione che non gli apparteneva e da lì la miccia è esplosa e si è sfiorata la rissa. Io penso che queste cose saranno sempre meno, perché semplicemente le persone che non c'entrano nulla con le squadre di Kings, col mondo dello show della Kings, ne usciranno sempre di più. Diciamo che il più grosso problema, chiamiamolo così, della Kings è che ha dato una rivalsa a tanti che nel calcio magari non sono riusciti, no? E quando questa rivalsa viene minacciata quasi, allora lì parte una rabbia che riprende tutto ciò che già hai vissuto con le rabbie che hai vissuto nella tua carriera calcistica. Lì ti sembra di vivere una nuova vita e se ti ritrovi in qualche modo minacciato, allora si ricreano delle dinamiche un po' tossiche, mettiamola così. Io credo che semplicemente basti far capire alle persone che sono coinvolte dove sono finiti, cioè che la Kings è calcio, ma è anche show, ma soprattutto è anche sport. Quindi Certo. anche il rispetto tra le persone che ne fanno parte, staff, perché tutti lavoriamo perché questa cosa funzioni. Non esistono solo i giocatori, non esistono solo gli streamer, ma ci sono tante persone coinvolte che lavorano sotto traccia perché tutto funzioni. Basta che la gente si accorga che il rispetto va portato a tutte le figure e non ci saranno più problemi. Credo che la Kings già da questa stagione diventerà un qualcosa di più appetibile per tutte le persone, chi è abituato solo allo show e chi è abituato anche a vedere sport come prima cosa, ecco. Perfetto. Ultimissima, Marco. Secondo te ci sarà la possibilità in futuro di vedere una Kings itinerante veramente, cioè, perché sappiamo bene quanto poi alla fine, come dicevi giustamente tu, le esigenze soprattutto di show, perché quelle calcistiche, secondo me, in un modo o nell'altro riesci anche a organizzarle relativamente in fretta, diciamo così, anche spostandoti nelle varie regioni. Creare una struttura in grado di garantire tutto quello che c'è invece proprio dal punto di vista dello show mi sembra complesso, che quindi Milano, forse massimo Roma, sto dando cioè nel senso non vedo al momento almeno grandi possibilità di immaginarsi una cosa itinerante, ecco. Però tu ci sei dentro, quindi lo sai meglio di noi. Te lo confermo, è abbastanza improbabile, sia perché comunque di stagione in stagione molti giocatori magari sai provengono da Milano, a volte li hai presi proprio per facilità logistica eccetera. Pensare a un progetto itinerante oltre al dispendio economico, perché comunque spostare quell'arena è una roba folle. Sì, sì. E anche pensare di avere un'arena un po' più snella che possa diventare itinerante non credo sia una cosa che possa essere fattibile, se non altro nel breve periodo. Poi magari un domani
possono pensare di snellire il format e renderlo itinerante, ma al momento la vedo molto difficile, e soprattutto in ogni paese c'è la propria città di rappresentanza che appunto ospita la Kings, e quello diventerà anche un punto fondamentale, perché probabilmente già nel 2026, cioè si vedrà già in parte in questa competizione che arriva, ma nel 2026 credo ci sia l'idea generale di creare una competizione europea, quindi una specie di Champions League della Kings, e lì ovviamente devi avere garantito che l'arena sia sempre allo stesso posto, che hai gli stessi punti di ricezione per le squadre, eccetera. Quindi che possa diventare itinerante la vedo difficile. Che si possono organizzare degli eventi collaterali estivi o negli off season, io credo che quella sia e debba essere una strada percorribile per fare brand awareness, e credo che su questo ci stiano anche già ragionando. Va bene, Marco, grazie davvero per averci aperto un po' gli occhi sulla Kings League. Ci sentiamo presto, un abbraccio e buon lavoro. Ciao Marco. Ciao ragazzi, grazie. Ebbene, caro Luca, hai visto? Anche di Kings League siamo riusciti a parlare. Sì. In Buongiorno 131, in queste prime settimane. Poi c'è stata una notizia, 2 sardi che parteciperanno. Chissà chi sono? Io un nome ce l'ho. Ho la I nomi ce li abbiamo, non li possiamo dire. Esatto. Cammin facendo. Sì, ma sta per iniziare, quindi. Sì, basta aspettare poco, però sono 2 nomi non banali, ecco. Quindi è interessante anche secondo me questa nuova apertura appunto del calcio sardo alla Kings League, verso la Kings League. Vediamo un po'. Dicevo che siamo in chiusura, 11:14. Esatto. Cioè che ci siamo, anche perché stasera c'è Fanta 131, ricordiamo alle ore 18. Anticipiamo di un'ora. Classico format, consigli, probabili formazioni. Ovviamente, ecco, stiamo ragionando su una cosa, quindi il consiglio, apro e chiudo Fanta 131, sfruttate il fatto di potervi abbonare. Siete 502 squadre, quindi assolutamente ragionate su questo, perché ci possono essere delle sorprese interessanti. Quindi non è che bisogna fare seguite il consiglio tanti di Leonardo. Allora, seguite il consiglio di Leonardo, anticipate solo persona per me. esperta. Gli anziani vanno ascoltati, ricordatevi esatto. Questo, Gli anziani vanno ascoltati. Anziani, che veramente incredibile. Bilancizio! Non diciamo niente. Non sei molto lontano, ti dico solo questo. Non sei molto lontano. Uno l'hai preso. Così. Dai, diciamo così, uno l'hai preso. Sì. Uno l'hai preso, quindi va bene. Ci sta. Abbiamo detto anche troppo, dai. L'altro derivato. Quasi, sì, quasi. Mettiamola così. Non è quello che pensi tu, ecco, diciamo così. Ma potrebbe, diciamo così. No, non è quello che pensa a lui. Quindi, questo ho detto. Va bene? Guarda, questo te lo possiamo mettere. Molto bene. Esatto, molto bene. Bravo, esattamente così. Va bene, allora, grazie a tutti per questa settimana di Buongiorno 131. Ci ritroviamo lunedì alle 10 con Buongiorno 131 per commentare, insomma, ci sarà il giorno dopo Udinese e Cagliari, quindi vedremo un po'. Ma in questi giorni, appunto, già stasera Fantacalcio, poi sabato Vigilia, sabato gioca anche la Torres, quindi insomma domenica derby di Serie D. Sarà una giornata sarà un fine settimana abbastanza pieno, e quindi noi ci saremo come sempre. Quindi grazie a chi ci ha seguito in diretta, grazie a chi ci recupererà o su YouTube o su Spotify. Continuate a farci crescere, mi raccomando, like, commenti, donazioni per chi vuole, iscrizioni a Spotify. Questo è. Esatto. Sei sempre il solito venale di Leonardo, guarda, cioè non ti porto più.
Non ti porto. Non ti porto più a Va ciucciù. bene, esatto. Grazie a tutti, buona giornata e Sigla! vai. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire la Sardegna a voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.